Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che durante un convegno nel porto di Palermo ha annunciato la presentazione entro metà marzo del decreto sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Salvini ha dichiarato che sarebbe più costoso non realizzare l'opera piuttosto che realizzarla e che la prossima settimana avrà una riunione ai massimi livelli. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che il decreto sarà presentato entro il 31 marzo, il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina, concessionaria per la realizzazione e la gestione del collegamento stabile fra la Sicilia e il resto d'Italia, come stabilito dalla legge di bilancio 2023. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha tenuto una conferenza stampa per presentare il disegno di legge sulla riorganizzazione delle province e delle città metropolitane. La nuova legge prevede l'elezione diretta del presidente della provincia da parte dei cittadini con un totale di 36 consiglieri. Verrà garantita una rappresentanza di genere non inferiore al 25% dei componenti e le materie affrontate saranno le stesse delle ex province come la manutenzione stradale e degli edifici scolastici. Passiamo adesso alla cronaca. Un imprenditore agricolo di Belpasso di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania per sfruttamento del lavoro e per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai danni dei propri dipendenti. L'uomo avrebbe agito in concorso con un marocchino di 45 anni che da anni vive a Paternò, che avrebbe fatto da caporale intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti. È un periodo fortunato per i giocatori della Sicilia. Dopo i 500.000 euro vinti pochi giorni fa a Catania, a Palermo nel giro di 24 ore si sono registrate altre due importanti vincite con due gratta e vinci. Grazie a due tagliandi dal valore di 3 euro, i due giocatori si sono aggiudicati infatti ben 200.000 euro ciascuno. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.